ascoltare Gesù. Dobbiamo aprire il nostro cuore a Gesù. Gesù è stato criticato perché mangiava con i pubblicani e i peccatori e ha detto questa parola. Non sapevano quelli che Gesù ha manifestato il volto del suo Padre, il volto di Dio, che è misericordia. Non avevano conosciuto Dio, sapevano cose strane, ma non quello che veramente è Dio. Misericordia, tenerezza, perdono, salvezza, vicinanza agli uomini, in maniera speciale a quelli che erano lontani, a quelli che sono peccatori, a quelli che hanno dimenticato Dio, ma Dio non si dimentica di noi. Dio è veramente vicino. Lo guardiamo nella persona di Gesù, vicinissimo a noi, uno tra noi, che ha manifestato sempre il suo amore, la sua misericordia. Dio è misericordia, Dio è amore, Dio è perdono, Dio ha sempre misericordia di tutti, sempre sta aspettando il nostro ritorno, perché vuole amare veramente, senza limiti, a tutti gli uomini, in maniera speciale quelli che sono lontani di Lui. Questo è Gesù. Si scopre per noi la misericordia di Dio. Abbiamo bisogno di misericordia. Abbiamo bisogno di Dio, che è amore e misericordia. Abbiamo bisogno veramente di questo amore che fa festa quando l'uomo ritorna a Lui. Oggi il Signore Dio ci chiama ciascuno di noi e ci chiama per ritornare e vedere e comprovare che il suo amore non ha conto dei nostri peccati, dei nostri colpi, no. Dio sempre è disposto al perdono. E per questo ha inviato a Gesù, che perdona, sempre ha perdonato, che ha consegnato la sua vita per il perdono, per portare la misericordia di Dio che ci fa uomini nuovi. E per questo è la nostra gioia. Non abbiamo più di gioia, più di felicità che in Gesù, il volto umano di Dio, che non abbiamo maggiore felicità che nell'incontro con la persona di Gesù, che è qui, che è vicinissimo di noi, che è vivo e che chiama alle nostre porte, perché noi ci apriamo le nostre porte e così faremo l'esperienza del suo amore, che veramente sazia, che veramente è quello che noi abbiamo bisogno. Venite a me, dice Gesù. Venite a me, dice questa sera a ciascuno di noi. Venite e vedete come Dio è l'amore che ci salva, è l'amore che dà senso alla nostra vita, che è veramente la vita. Oggi celebriamo la festa del buon pastore. Dio ha compiuto la sua promessa. Darò pastori conformi al mio cuore, il cuore di sua misericordia. S'ha compiuto in Gesù, il buon pastore, la misericordia di Dio e l'amore di Dio che è venuto a cercare a noi, lontani, peccatori, fragili, poveri, che abbiamo bisogno della misericordia di Dio. È il buon pastore che ci ama fino alla morte, è veramente l'unico che ha parole di vita eterna. Cristo è
vita eterna. Cristo è il buon pastore che ci conduce a tutti noi alle fonti di acqua viva, di vita eterna, veramente dell'amore e della misericordia che sazia pienamente il cuore dell'uomo. Rendiamo grazie a Dio e anche, soprattutto, ritorniamo a Dio. Ritornate tutti a Dio, convertimini tutti a Dio, perché Dio sia nel nostro cuore e ci sarà per noi oggi, come nella parola, una grande festa, la festa di una umanità veramente nuova, che ha ritornato dalla morte alla vita e presenza di questa vita che è Dio, Dio tra noi, Gesù Cristo.